tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri il mio cuore, Signore, apri il mio cuore, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi mentre cantiamo Santo, Santo. Adesso che lo Santo, 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 voglio vederti. Alleluia. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi ti dono ciò che ho. Luogo sicuro sono le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti e io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai piedi tuoi, che stare
stare ai piedi tuoi non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai piedi tuoi, che stare ai piedi tuoi. Sei tu, Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Santo eri, Signore. Santo, santo, santo. Per sempre. Che stare ai piedi tuoi può essere un pensiero nella nostra mente o può essere la realtà della nostra vita. Questa mattina ho scritto proprio questo su WhatsApp della Chiesa. Adesso si apre la bella stagione, me ne vado al mare, vado in montagna, vado magari durante la settimana non frequenti nemmeno un culto. E poi cantiamo, non c'è un luogo più alto che stare ai piedi tuoi. Quanta ipocrisia. Ma Dio conosce il nostro cuore, conosce il desiderio che abbiamo di stare con i fratelli, che stare con la Chiesa, per stare unito. Se c'è un motivo, Dio lo sa qual è il motivo per cui non posso essere alla presenza di Dio. Però non vorrei che i nostri canti ci diventano una canzone di routine, perché il cantico è una lode che noi diamo al Signore, è una preghiera. Quando cantiamo dobbiamo realizzare quello che stiamo cantando, perché è una preghiera. Signore, non c'è un luogo più alto. E questa mattina non c'era un posto migliore dove io sarei potuto essere se non qui, insieme ai miei fratelli, insieme alle mie sorelle, per lodare e benedire il tuo nome. Siete d'accordo con me? Qual è la tua aspettativa questa mattina? Che cosa ci aspettiamo? Io mi aspetto delle grandi benedizioni. Voglio uscire da questo luogo non come sono entrato, ma voglio uscire con la benedizione di Dio sulla mia vita, che mi dà la forza di affrontare il resto della giornata e forse il domani, o forse una prova che verrà proprio fra poco, non lo so, Dio sa. Però ecco, io voglio essere fortificato nel Signore. Non c'è un luogo più alto. Adesso abbiamo un altro canto. Sì. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia a te, Signore. Tutti santi e angeli si prostrano a te, e gli anziani gettano le corone ai piedi tuoi, perché degno sei, Signore.
Santo, santo, santo. Salirá giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te. Salirà giorno e notte la lode a te, si offrirà come incenso la lode a te, perché degno sei, Signore, degno sei, Signore, esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria, perché degno sei, Signore, degno sei, Signore, esiste tutto in te e tutto è per te, tua è la gloria. Grazie. Gloria a Dio, accomodatevi, grazie, grazie. Grazie sorelle. A Dio tutta la gloria. Amen. Siete d'accordo che abbiamo un Dio grande? E che ci ama? E che ha tanta pazienza con noi. Siete d'accordo? Amen. Gloria a Dio. Il messaggio della predicazione di questa mattina, che l'avete ricevuto tutti quanti voi, il titolo è "Ma tu sai chi sei?". Non è una domanda, ma tu sai chi sei? No, non vedete il punto di domanda, ma è un'affermazione, ma tu sai chi sei? E questo è importante, adesso vedremo perché ho messo questo titolo della parola di Dio, perché più delle volte comunque il diavolo vuole dirti che tu non sei invece questo, invece tu sai chi sei ed è importante che noi sappiamo chi siamo in Cristo, molto importante. Leggiamo Atti capitolo 28, Atti degli Apostoli capitolo 28, leggeremo dal versetto 1 al versetto 10. Dopo avete visto che prenderemo insieme la Santa Cena, ricorderemo della morte del Signore e ricorderemo anche che Lui tornerà. Amen. Atti capitolo 28, dal versetto 1. Inchiniamo un attimo il capo. Padre, noi ti ringraziamo per la tua parola. Sappiamo che non possiamo ricevere nulla se non dal tuo Spirito. Quindi è per questo che chiediamo questa mattina che tu possa aprire le nostre menti e soprattutto il nostro cuore per ricevere la tua parola. Signore, guidami, guida il mio cuore, le mie labbra, la mia mente. Fa che possiamo ricevere da te una parola che viene dal tuo trono, affinché possiamo uscire da questo luogo fortificati, ristorati. Riconosco la mia incapacità e quindi confido in te. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Dopo essere scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta. Siete mai stati a Malta?
Chi è stato a Malta? Io ci sono stato, è bella Malta, veramente bella. Gli indigi usarono verso di noi bontà non comune, infatti ci accolsero tutti intorno a un grande fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e dal freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera risvegliata dal calore e si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro che la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro: certamente quest'uomo è un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere. Ma Paolo scossa la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva alcun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Nei dintorni di quel luogo vi erano dei poteri di un uomo principale dell'isola chiamato Publio, il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per 3 giorni. Il padre di Publio era a letto con la febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Questi ci fecero grandi onori e quando saltammo ci rifornirono di tutto il necessario. Gloria a Dio. Ci troviamo al 4° viaggio di Paolo apostolo che doveva arrivare a Roma. E in questo viaggio l'apostolo Paolo, diciamo anche quello precedente, perché poi si fermarono a Malta, ma in quello precedente trovarono un maremoto, trovarono una situazione difficile che scamparono proprio arrivando a Malta, che non dovevano arrivare lì, ma si fermarono lì. E come questa mattina abbiamo sentito anche attraverso lo studio della scuola domenicale questa mattina, del corso domenicale, Dio non fa mai nulla per caso, Dio ci porta dove Lui vuole. L'abbiamo sentito anche giovedì attraverso lo studio che il fratello Nino ci ha portato di Giona. Dio porta a termine i suoi piani. Loro non vollero ascoltare Paolo. Paolo gli disse: non partiamo, non andiamo perché la tempesta ci prenderà. E la scrittura al capitolo 27 al versetto 11 dice: ma il centurione aveva maggior fiducia nel pilota e nel capitano della nave che nelle cose dette da Paolo. Quindi non ascoltarono, intrapresero questo viaggio e abbiamo sentito che ci fu questo naufragio, ci fu questa tempesta e scamparono. Abbiamo letto il versetto proprio: dopo essere giunti in salvo a terra, cioè scampati, arrivarono a quest'isola. La cosa che mi colpisce è che la prima cosa che succede, dopo aver scampato, Paolo si mette subito a raccogliere dei rami secchi e li mette sul fuoco. Ed ecco che esce fuori una vipera e lo morde. Sai cosa voglio dirti? Che verranno le prove e le situazioni sulla tua e sulla mia vita, ma questo non ci deve impedire, una volta che siamo usciti da quelle prove, di continuare a servire il Signore. Anzi, lo dobbiamo fare quanto prima. I rami secchi sono quei fratelli, quelle sorelle, quelle persone che si sono asseccati. Quindi Paolo li prende e dove li porta? Sul fuoco. Qual è il fuoco? È lo Spirito Santo. Quindi noi siamo chiamati a fortificare i fratelli quando noi usciamo dalle prove, dalle situazioni difficili. Quella prova che noi abbiamo attraversato ci serve per fortificare gli altri rami secchi. Mi state seguendo? È importante questo. Paolo che cosa fa? Prende questi rami secchi per riscaldarsi e riscaldare
E che cosa succede nel momento in cui Paolo fa questo? Perché quando tu ti metti in azione a lavorare per l'opera di Dio, sai chi esce? Chi è la vipera? Se Paolo stava fermo, fra l'altro dovete sapere che Paolo era un detenuto. Paolo stava andando a Roma da Cesare. E Paolo non doveva fare niente, lui doveva stare fermo, invece Paolo si mette a servire, si mette a lavorare per gli altri, si mette subito in azione. E quando tu ti metti in azione, l'avversario, sta sicuro, non sta fermo. E quindi cosa succede? Una vipera lo morde. Paolo non manifesta nessuna paura. Provate a immaginare, no? Paolo morde la vipera e la getta sul fuoco. Tutti gli altri, abbiamo sentito cosa dicono di Paolo. Paolo non ha nessuna paura. Ma sapete perché Paolo non ha paura? Perché Paolo non ha paura? Qual era il titolo del messaggio? Tu sai chi sei. Il problema è quando noi stiamo frequentando una chiesa e non sappiamo ancora chi siamo, che cosa abbiamo ricevuto. Paolo sapeva bene chi era e Paolo, fra le altre cose, aveva ricevuto una promessa da Dio. E la promessa che Dio gli fa, noi la troviamo al capitolo 27, dal versetto 23 al versetto 25, che troviamo scritto: poiché mi è apparso questa notte un angelo di Dio al quale appartengo, che io servo, dicendo: Paolo, non temere, tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco Dio ti ha dato tutti coloro che navigano con te. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché io ho fede in Dio. Paolo aveva ricevuto una profezia, una promessa: Paolo, tu devi andare a Roma, devi andare a Roma. Quindi questa vipera non lo poteva bloccare, non lo poteva far morire. La realtà dei fatti oggi, ancora oggi, sapete qual è? Che noi non crediamo nelle promesse di Dio. Dio ci ha fatto delle promesse. Sapete quante promesse ci sono nella Bibbia per noi? Nella scrittura quante promesse ci sono scritte per ognuno di noi? 6.336 promesse. Ma noi non crediamo, noi crediamo più al nemico quando viene qualcosa, viene una malattia: morirò, mi succederà, mi accadrà, e adesso come farò? E iniziamo ma perché non confidi nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggi sul tuo discernimento? Paolo non teme, non ha bisogno che tu compia, dice Paolo, tu devi andare davanti a Cesare. E qui la scrittura sottolinea: io ho fede in Dio che avverrà così come Lui ha detto. E noi dobbiamo dire al diavolo quando succede qualcosa: noi abbiamo fede in Dio perché Dio ha detto così. È qui la nostra forza, fratelli. Avere fede in Dio, non essere sballottato dal vento, dalle situazioni che sono intorno a noi, da quello che succede. Aumenta la benzina, aumenta il gas, come farò? Aumenterà quest'altro e come farò ad affrontare? Io non so. Dio non ti farà mancare mai di nulla. Perché? Perché sei un suo figlio. Forse ti chiamerà ad andare a mare e prendere un pesce, e da quel pesce uscirà una moneta per pagare quello che tu hai bisogno. Questo non è una fantasia, non è una, come si chiamano quelle storie dei bambini? Una favola. Questa è la realtà. Pietro non se l'aspettava e dice: vai a pescare, dobbiamo pagare la nostra, quello che dobbiamo pagare per le tasse. Pietro, vai. Ma Signore, vado a pescare? Sì, vai a pescare. E che devo fare? Vai a pescare, non ti preoccupare. Poi aprigli la bocca, è uscita la moneta, pagherai per te e pagherai per me. Dio ancora oggi fa uscire le monete dalla bocca di chi vuole, o fa uscire l'acqua da chi vuole. Noi dobbiamo credere fermamente nelle promesse di Dio. Ho fede in Dio. Mio padre cantava a mia madre: Lucia, abbi fiducia nel Signore.
Lucia, abbi fiducia nel Signore, Egli è l'amico fedele. Ogni volta che succedeva qualcosa, non avevamo niente, 9 figli, una famiglia che non potevamo, mio padre sapete bene, aveva una bancarella che vendeva articoli casalinghi, quindi doveva portare avanti 9 figli e mia mamma diceva: Peppino, come facciamo? E lui diceva: Lucia, abbi fiducia nel Signore, Egli è l'amico fedele, tutte le pene del tuo cuore risulteranno piacere, canta se splende il sol, canta se sei nel duo, ogni dì dove siamo, cantiamo sì, cantiamo, Lucia, abbi fiducia nel Signore. E lui correva avanti e indietro per la casa, io me lo ricordo, ero piccolino, lo guardavo avanti e indietro e mi ricordo ancora che papà ginocchiava davanti al Signore e diceva: il Signore interverrà, il Signore verrà e non ci farà mancare di nulla. Ed è una realtà nella mia vita. Papà, mamma, dimostra la fede ai tuoi figli. Dimostragli la fede, non dimostrargli la paura, dimostragli la fede, ciò che Dio ha fatto nella tua vita, le promesse, Lui non viene mai meno. Io so in chi confido, dice l'Apostolo Paolo, io so in chi confido. Fratelli, il rapporto con il Signore non è una religione, è una relazione con Cristo. Io non appartengo alla Chiesa Evangelica Italiana, io appartengo a Cristo e Cristo appartiene a me. Alleluia! Come cambiano gli uomini, come cambiano gli uomini. Certamente si è scampato questo, guarda, si è scampato quello, guarda la giustizia divina, gli succede questo. E ancora oggi quando ti succede qualcosa è perché sai tu, la giustizia, Dio sa come fare. Se il Signore dovesse ricambiare quello che facciamo noi non meritiamo niente. È vero o non è vero? E dopo un po' invece cambiano idea. Isaia capitolo 11 versetto 3 dice: il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno, non giudicherà secondo le apparenze e non darà sentenza per sentito di dire. Sapete di chi sta parlando? Di chi sta parlando? Sta parlando di Gesù. Gesù non ha mai giudicato, poteva giudicare ma non lo ha mai fatto. E neanche lui per sentito dire. Qui troviamo un popolo che giudica e dice: questo viene da parte di Dio. Questo è perché comunque se è scampato, pensa te, non poteva scampare quest'altro, e quindi un giudizio. Fratelli, sorelle, che Dio ci tenga lontano dai giudizi e dai pregiudizi. Qua ci voleva un grande amen. Qua ci voleva un grande amen. Che ci tenga lontano dai giudizi e dai pregiudizi. Preghiamo per coloro che sono caduti, rialziamoli, aiutiamoli a camminare nelle vie di Dio. Voglio dirti questo: se non ti ricorderai nulla della predicazione, ma vorrei che ti ricordassi questo, perché questa notte io l'ho scritto questo. Il Signore mi ha fatto scrivere proprio questo. Sapete, a volte il Signore mi dice: prendi carta e penna, io la prendo. A volte non mi dice niente, sto con la penna in mano mezz'ora, un'ora, poi mi addormento. Sappi che le situazioni difficili nella tua vita non hanno il potere di distruggerti. Te lo devo ripetere perché viene dal trono di Dio. Te lo posso garantire. Che io ho detto: Signore, cosa mi accadrà adesso? Sappi che le situazioni difficili della tua vita non hanno il potere di distruggerti, né tantomeno di fermare il piano di Dio nella tua vita. Nessuna vipera velenosa potrà farti morire. Anzi, la vipera velenosa che io farò uscire sarà una grande benedizione per la tua vita e per la vita degli altri. Wow! Perché così è successo a Paolo. Quando è uscito quella vipera lo doveva uccidere, distruggere, tutti stavano aspettando la sua morte. Paolo si è trovato in quel posto per la volontà di Dio, neanche lo sapeva che doveva arrivare a Malta, lui doveva andare a Roma. Ma il Signore l'ha portato a Malta. E perché lo ha portato a Malta? Perché c'era un certo Publio che era il proprietario di quel posto. Aveva grandi poteri e aveva suo papà ammalato. E allora dopo che gli hanno detto: ma sai, a Publio, questo ve lo dico io, la fantasia napoletana, sai che
Un serpente è uscito, lo ha morso. E noi tutti quanti aspettavamo che lui morisse. E invece si è scrollato il serpente, l'ha buttato e non gli è successo niente. Lui lo invita a casa sua e dice: vieni qua, vieni a casa mia, a mangiare a casa mia. E lui ha visto che aveva suo padre con dissenteria e febbre alta. Gli ha imposto le mani e lo ha guarito. Quella vipera che doveva essere una maledizione è stata una vipera che è stata una benedizione, perché Dio muta sulla nostra vita le maledizioni in benedizioni. Quindi sappi questo, qualsiasi situazione, ma aspetta che te lo voglio ripetere. Dopo sapete, lo scrivo sul gruppo di WhatsApp, così lo scrivete. Sappi che le situazioni difficili nella tua vita non hanno il potere di distruggerti. Gloria a Dio, né tantomeno di fermare il piano di Dio nella tua vita. Nessuna vipera velenosa potrà farti morire, anzi, le vipere che usciranno da me, che io ho dato, ok, potete uscire, saranno uno strumento per portare gloria al mio nome. Gloria a Dio. Gesù disse in Luca capitolo 10 versetto 19: ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Nulla potrà farvi del male. Quanti di noi elemosiniamo la benedizione di Dio e quanti invece dici: io sono benedetto nei luoghi celesti in Cristo Gesù, sono seduto con Cristo nei luoghi celesti. Alleluia! Sono grandemente benedetto da Dio. Dovremmo ringraziare il Signore dal momento in cui ci alziamo la mattina, apriamo gli occhi e dire: Signore, grazie che ho un tetto sopra la testa. Siete d'accordo o no? Signore, grazie che posso prendere dell'acqua, grazie che mi posso lavare. Signore, grazie che mi hai dato un'auto magari. Signore, grazie per ogni cosa, per la salute che mi dai. Iniziamo a lodare il Signore per quello che abbiamo e non per quello che vogliamo, che vediamo che Lui non ci dà. Questa mattina attraverso lo studio, Gildo, che faceva lo studio, ci ha detto: noi a volte insistiamo di avere qualcosa da Dio e magari Dio ce lo dà contro la sua voglia. Dice: va bene, lo vuoi, te lo do. Ma quello che Lui ti dà non è una benedizione. E ne paghiamo le conseguenze. Vi ricordate? Il popolo di Dio voleva un re, perché era un popolo che non aveva il re. E dice: noi non abbiamo un re. E lui gli dice: Samuele, non prendertela, non piangere, perché non ce l'hanno con te. Perché te la prendi? Perché loro non sanno che sono io che regno su di loro. Vogliono un re, e un re gli sarà dato, e questo re era Saul, e non l'avessero mai avuto Saul. E invece poi Ezechia pianse e dice: Signore, vi ricordate la storia di Ezechia? Piange e dice: Signore, perché aveva un tumore, male maligno, terminale. Manda il profeta e dice: metti a posto la tua casa, perché in 15 giorni tu non ci sarai più, morirai. Ezechia si gira dall'altra parte, il Signore dice: ricorda tutto quello che ho fatto per te, non voleva morire. E il Signore gli dice: va bene, allora parla di Ezechia e dice: torna di nuovo e digli che avrà altri 15 anni di vita, non l'avesse mai avuto quei 15 anni di vita in più. Quanti sanno accettare la volontà di Dio? Quanto sanno che in mezzo alle prove e alle difficoltà Dio ti sta portando in quel posto dove Lui vuole? Domenica scorsa abbiamo avuto il battesimo. Sei tu pronto a servire, ad ubbidire, camminare le sue vie, tutto ciò che... Sì! E poi, ma Signore, io vorrei andare a Ischia, vorrei andare a Capri. È stata bella la testimonianza di Esther questa mattina, che ha confermato anche il messaggio della parola di Dio. Dio ti porta dove Lui vuole. Se siamo strumenti nelle sue mani, lo strumento non può dire a chi lo suona: no, mi dispiace. Lo strumento diventa strumento. È vero o non è vero? Chi mi sa dire dove è scritto questo? Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.
Salmo? Da qui sento una voce. Salmo 23, grazie Carlo! Salmo 23, il finale. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni. Quando hai qualcosa che non ti va, lo puoi dire. Io so che beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni, anche se io adesso non lo vedo, ma io so che beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni. Sai questo cosa fa? Fa venire un grandissimo mal di testa al diavolo, se ce l'ha la testa. So che ha le corna, però non so se ha la testa. Dio guarisce Publio. Dio si usa di Paolo, non soltanto di Publio, ma tutti quelli che andavano lì. Per 3 mesi è stato lì e ci sono state grandi benedizioni. Sapete, fratelli, a volte sento a certi pseudi, perdonatemi se io uso questo termine, evangelisti, apostoli, profeti, dottori, no? Quando vengono presentati questi apostoli, questi profeti, gli fanno una lista di tutte le cose che loro hanno fatto, come hanno operato, e questo attira la gente ad andare a ascoltare questo. Ora vi dico quello che dice Paolo. Paolo è stato uno dei più grandi uomini del Nuovo Testamento. Se non ci fossero le lettere di Paolo, ci sarebbero soltanto 2 o 3 lettere del Nuovo Testamento. Vi leggo in 2 Corinzi capitolo 11 dal 23 al 28. L'Apostolo dice: sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto. Io lo sono più di loro, nelle fatiche, molto più nelle battiture, grandemente di più, molto più nella prigionia e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno 1, che se arrivava alla 40esima era morto, perché dopo la 40esima si moriva. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte nell'abisso. Sono stato spesse volte in viaggi da pericoli di fiumi, pericolo di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericolo dai gentili, pericolo in città, pericoli nel deserto, pericoli nel mare, pericolo fra i falsi fratelli. Anche lì c'è pericolo, sapete? Anzi, a volte è più lì il pericolo. Nella fatica e nel travaglio, sovente nelle preghiere, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose eterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine di tutte le chiese. Questo è l'Apostolo Paolo, questo è il servo di Dio. Il servo di Dio non si vanta di aver messo le mani, anzi addirittura noi troviamo scritto che mettevano i pannolini di Paolo e li mettevano addosso agli altri e le persone venivano guarite. Paolo non dice questo: sapete, sono venuti da me, hanno preso i miei abiti, l'hanno messo addosso alle persone e le persone venivano guarite. Paolo dice: sapete di cosa mi vanto io? Mi vanto che sono rimasto in piedi nella fede, in mezzo alle difficoltà, in mezzo alle prove, in mezzo alle situazioni difficili. Io sono stato fedele al Signore ed ecco che Lui ha potuto dire nel corso della fine della sua vita: adesso vado a prendermi la giusta corona. Perché? Perché ho combattuto il buon combattimento della fede. E allora questa mattina quello che voglio dirti, non so se stai combattendo con qualcosa, non so se una vipera è uscita, non lo so, se stai vivendo una situazione, c'è ancora la vipera attaccata alla mano, che la vedi ancora che non... Scrollala. Questa mattina abbiamo letto attraverso lo studio che ha fatto Gildo che il Signore ha detto: se voi direte a questa montagna spostati e gettati nel mare, lo farà. Ma la montagna non è qualcosa fisica, la montagna è qualcosa di spirituale. Quindi se c'è qualcosa di spirituale davanti alla tua vita, davanti a te, che sta creando ombre, che sta creando problemi, puoi dire per fede: spostati, perché io so chi sono in Cristo. Questo glielo devi dire in faccia al diavolo: io so chi sono in Cristo,
perché Lui fino all'ultimo istante della tua vita cercherà di incuetare paura nella tua vita, nella tua famiglia, in mezzo a te, ma tu devi dire una cosa: io so chi sono e io so in chi confido. Io so in chi confido. Allora non avrai paura, allora non avrai nulla da temere. La fede in Dio è qualcosa di straordinario. Noi vinciamo ogni cosa con la fede in Dio. Nulla potrà colpirti, nulla potrà mai togliere la benedizione di Dio. E concludo con questi versi, Romani 8, 35 e 39, e poi ci accosteremo alla Santa Cena. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutti i giorni messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Alleluia! Gloria a Dio! Alleluia! In tutte queste cose noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né potestà, né cose presenti né cose future, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Alleluia. Adesso i fratelli che sono stati indicati per servirci la Santa Cena, venite pure davanti. Voglio raccomandarvi, per coloro che non hanno ancora fatto il battesimo, di astenervi, perché quello che ci dà testimonianza è anche come testimonianza di aver fatto il battesimo e siamo nati di nuovo. Siete d'accordo? Amen. Gesù fece con i suoi la Santa Cena. Ma ovviamente ognuno esamini se stesso, dice la parola di Dio, e così mangi e beve da quello che prende davanti al Signore. Signore, se c'è qualcosa che hai da perdonare, perdona. Se c'è qualcosa di cui devi essere perdonato, chiedi al Signore che il Signore faccia sì che questo fratello, questa sorella possa venire da te e che tu possa chiedere perdono e abbracciarci e amarci. Non abbiate nessun altro debito se non d'amarvi gli uni e gli altri. Mi state seguendo? Sì, o state vedendo i pastori che vanno e vengono? Perché è più importante questo, ascoltate bene, non vi avvicinate alla Santa Cena se avete qualcosa con qualcuno. Non lo fate, chiedete perdono al Signore. Gesù nella notte in cui fu tradito prese il pane e lo diede. Non è un caso che ci parla di questo, ma ci parla che Gesù ci ha dato un insegnamento, un esempio. C'era lì Giuda che lo aveva tradito e lo stava per vendere, ma Gesù non ha evitato a lui di dargli e dire: prendete, questo è il mio corpo. Era anche per lui, anche per Giuda. Amen. Vogliamo inchinare un attimo il nostro capo. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua parola. Ti ringraziamo, Signore, perché questa mattina ancora ci hai voluto ricordare chi siamo in te e ciò che tu hai fatto in ognuno di noi. Ed è proprio con questo atteggiamento noi ci accostiamo alla tua cena, Signore, ricordare che tu hai dato la tua vita per ognuno di noi, affinché avessimo vita e vita d'esuberanza. Ma soprattutto, Signore, tu hai dato la tua giovane vita su quella croce affinché noi fossimo salvati. Perché con il tuo sangue che hai versato siamo stati salvati. E noi vogliamo ringraziarti, ma vogliamo altresì ricordarci che tu ritornerai, perché così ci hai detto: fate questo in memoria di me. E noi vogliamo ricordare, Signore, che tu stai per tornare per rapire la tua Chiesa, Signore. Grazie per il tuo infinito amore, grazie che hai scritto i nostri nomi nel libro della vita. Ed ora, Signore, ognuno di noi vuole esaminare la propria vita attraverso la guida dello Spirito Santo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Mentre vi passano
I fratelli, alleluia. Alleluia. Adoro te, Signore mio, nessuno è come te. Adoro te, mio Re dei Re, voglio che tu regni in me, io amo te, tu la mia giustizia sei, adoro te, Signore mio, nessuno è come te. Adoro te, Signore mio, nessuno è Sappi che le situazioni difficili nella tua vita non hanno il potere di distruggerti, né tantomeno fermare il piano di Dio nella tua vita. Nessuna vipera velenosa potrà farti mai morire. Poiché ho ricevuto dal Signore Gesù ciò che vi trasmetto, che il Signor Gesù nella notte in cui fu tradito egli prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo ogni volta in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo è il calice e il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga.
Adesso vorrei che qualcuno di voi o più di qualcuno di voi potesse ringraziare il Signore ad alta voce. E noi ci uniremo alla tua preghiera, al tuo ringraziamento. Non sentirti incapace, perché il Signore accetta 2 parole che escono dalla tua bocca. Gloria a te, Signore. Grazie per il lode e onore, Signore. Benedizioni su di noi, sui tuoi figli, Signore, che pregano con tutto il cuore. E grazie, Padre, per esserti fatto pane e vino per noi. Alleluia. Benedicici, Grazie, Signore, Signore. nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore per essere rimasto con noi fino alla fine dei tempi, Signore, per averci dato la possibilità di essere con te nei cieli, sebbene nessuno di noi l'ha meritato, Signore Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie Signore per la tua parola di oggi, Signore. Grazie Signore perché hai soccorso i nostri cuori. Grazie, Signore. Grazie perché ci hai donato loro. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Signore, ti ringrazio per la croce, Signore. Ti ringrazio per questo sacrificio, Signore, che noi non possiamo comprendere appieno, perché siamo limitati, Signore. Ma grazie, Signore, per quel sangue che è versato per ognuno di noi, che seppella i nostri peccati, le nostre mancanze, le nostre attese. Grazie, Signore. Grazie, ti benediciamo. Amen. Amen. Grazie, Signore, perché beni e benignità ci accompagneranno tutti i giorni della nostra vita e noi abiteremo con te per l'eternità. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica, fratelli. Il Signore ci benedica.